E nella telefonata mi hanno detto di recarmi subito presso il commissariato, che mio figlio era stato rapinato da una baby gang. Ho pensato al peggio, perché con quello che si sente oggi come oggi, diciamo che il nervosismo e la paura di quello che si sente mi ha alquanto scosso fino a che non l'ho visto di persona. Rapinato da una baby gang in Viale del Marinaio a Jesolo mentre controllava alla fermata gli orari del bus per fare il rientro a casa. A raccontare della disavventura accaduta a un quindicenne di Mogliano Veneto è il padre che nel pomeriggio di quella che per il figlio doveva essere una giornata di svago con gli amici ha ricevuto la telefonata del ragazzo che si trovava in quel momento al commissariato di polizia. Mi ha detto: papà, mi hanno derubato della felpa e di altri oggetti e mi hanno minacciato che se non accettavo o andavo oltre poteva succedere l'irreparabile. Il primo ad avvicinare il ragazzo è stato un coetaneo che già conosceva. Potrebbe essere stato lui, ma è tutto da accertare, a fare da gancio con i bulli. La felpa di marca, gli auricolari, un pacchetto di sigarette, la refurtiva. Il quindicenne, spaventato e in confusione, è stato poi soccorso da un passante che ha chiamato il 113. 4, tutti minorenni i rapinatori, 2 dei quali sono stati rintracciati nella medesima zona e denunciati a piede libero. Io ho formalizzato con l'ispettore di diritto la querela contro queste persone, che sono state subito segnalate e portate in centrale. E mio figlio era molto preoccupato, nel ritorno è stato silenzioso, non ha mangiato, non ha dormito, e adesso spero che questo episodio gli faccia capire anche lui che certe amicizie è meglio lasciarle da parte, Al quindicenne è stato addirittura detto di non farsi vedere a Jesolo per un po'. per non avere ritorsioni da parte del gruppo, perché giustamente la denuncia è stata fatta, i ragazzi sono stati riconosciuti, non è detto che se lui tornasse a Jesolo questi ragazzi, riconoscendolo, possono fare peggio. Questo è molto grave. Eh sì, molto grave. La libertà di una persona è la prima cosa nella vita. Se mio figlio da domani o chiunque come lui deve uscire in compagnia, la libertà non ce l'abbiamo più nel nostro paese.